Buongiorno amici, oggi invece una lezione di vita molto importante. Bere. Ma andiamo subito a capire come si fa. Un metodo ottimo è quello di utilizzare un bicchiere. Azione molto importante, una caraffa d'acqua, bisogna cercare di centrare il bicchiere. È sconsigliato fare questo tipo di operazione perché non porta a un risultato soddisfacente, ma invece può provocare dei danni, come ad esempio l'allagamento del tavolo. Andiamo a vedere come si fa proprio a bere. Individuare un foro di entrata per il corpo in modo da introdurre il liquido. Di solito è preferibile utilizzare la bocca. È fatta proprio quasi apposta, no? La bocca, ecco, una piccola dritta, la bocca va tenuta aperta, perché chiusa non consente l'entrata del liquido. Può provocare dei danni importanti, quindi la mandibola è leggermente più avanti rispetto alla parte superiore, perché anche lì con la mandibola indietro, così, il problema si troverebbe lo stesso, perché hai la bocca aperta, ma il liquido... Ecco, ora beviamo un bicchiere di GNP. Questo bicchiere non è molto indicato perché ci vorrebbe un bicchierino più piccolo, però diciamo che quando la serata è andata in vacca dopo aver bevuto tutto il bar che hai, va bene anche questo tipo di bicchiere. Beviamo ancora l'ultimo goccio di GNP. GNP. Prossima puntata. Non lo so. GNP.